Buongiorno, benvenuti allo Spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission. Io sono Jacopo Chessa, direttore della Film Commission, e do il benvenuto agli ospiti di oggi: Emanuela Morozzi, direttore artistico della scuola Studio Cinema International, Daniele Costantini, regista, Massimiliano Cardia, presidente della scuola, Ivano De Matteo, regista, e Abel Ferrara, regista. Ho sottolineato registi anche se siete ben noti al pubblico di cinefili. Con Emanuela abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa perché la Veneto Film Commission è ovviamente molto interessata all'attività di formazione, quindi una scuola di cinema sul territorio regionale è per noi molto preziosa, e ci ha presentato l'attività di studio cinema. E già all'epoca si era parlato di una potenziale presentazione a Venezia, ed eccoci qua, per cui do il benvenuto. Il mio è solo un saluto e lascio a te condurre le danze, credo, direi di sì. Grazie ancora di essere qui e grazie a questi straordinari ospiti. Grazie a te, grazie infinitamente. Grazie a tutta la Film Commission Veneto e alla Regione anche, che ci dà la possibilità di avere questo dialogo anche tra noi. Grazie all'incontro con Massimiliano Cardia tanti anni fa, da una sua idea nasce Studio Cinema. Che cos'è Studio Cinema? Studio Cinema è un'accademia cinematografica di alta formazione per attori, registi e sceneggiatori cinematografici. L'idea di Massimiliano tanti anni fa fu quella di chiamare i grandi nomi del cinema e far sì che persone agli inizi potessero immediatamente entrare in contatto con i grandi maestri del cinema, e quindi più di 10 anni fa nasce questa realtà a Roma. E 6 anni fa ci siamo rincontrati noi, dopo esserci conosciuti in alcuni set cinematografici, e da lì è nata Studio Cinema anche a Verona. La volontà nostra è stata quella di far sì che un territorio ricco, prospero e di enorme bellezza come il Veneto potesse avere all'interno una struttura di alta formazione per il cinema. C'è un adagio che dice che il cinema sia fondamentalmente a Roma, perché le produzioni cinematografiche sono lì. La nostra idea è stata quella di portare i grandi nomi del cinema, quindi i grandi registi, anche coloro che vedete qui insieme a noi quest'oggi, anche in Veneto. Quindi la possibilità di potersi formare all'interno del territorio senza lasciare la propria terra di origine, e qui ci siamo poi incontrati anche con la Film Commission Veneto. Perché? Perché ovviamente è nostra volontà poter contribuire a tutto quello che è la formazione degli attori, degli sceneggiatori e dei registi, che possano poi trovare in Veneto lavoro anche. Quindi il bando della Film Commission, che è un bando che fa sì che le produzioni cinematografiche possano venire in Veneto per scoprire questa terra meravigliosa che offre vari landscape e varie possibilità di poter produrre. Qui possono trovare anche attori, registi e sceneggiatori da noi formati. Quindi la nostra collaborazione è una collaborazione che vuole nascere adesso, che è nata e che vede dei futuri sempre più longevi e, mi auguro, produttivi. Quindi questa è stata la nostra volontà qui in Veneto. Ogni anno, ovviamente con il nostro corpo docente, una parte di esso è qui con noi, partono le candidature, quindi è possibile candidarsi alla scuola tramite ovviamente delle selezioni che sono fatte qui in Veneto da me e a Roma da Pino Pellegrino, uno dei più importanti casting director d'Italia. Io credo di aver detto abbastanza tutto per quanto concerne il Veneto. Da romana per me è un onore essere qui, vivere da 6 anni in Veneto o a Verona e frequentare, mi auguro, sempre più spesso Venezia. Un grazie da parte nostra anche a Giampaolo De Marchi, che è stata la persona che ci ha coordinato tutto questa collaborazione qui in Veneto. Io passerei la parola al presidente di Studio Cinema, Massimiliano Cardia. Bella Venezia, Mazza, veramente sono arrivato, erano tipo 5-6 anni che non venivo a Venezia e l'ho trovata sempre più bella. Poi in questo momento è molto caratteristica, questo sole, sembra un po' Roma allagata, ci stanno dei ponti, è vero,
sembrava San Pietro allagato per un attimo. Sì, sì, è bellissima. Devo dire che sono 5 anni che siamo, 5 anni sul territorio di Verona, su Verona, e vediamo che rispondono veramente bene gli emergenti attori che vogliono studiare. Non c'è più bisogno di venire a Roma. Diciamo che qui nel Veneto vengono i più grandi nomi, perciò alla fine li portiamo noi. E devo dire che voi dell'Alta Italia, nel senso, non perché io sono di Roma, voi dell'Alta Italia, ma sono molto più, so dire cose brutte, vero? Nel senso che sono molto predisposti a studiare, anzi, accettano molto il fatto che noi siamo qui. A Roma delle volte sembra tutto scontato, no? Ci sono 1000 scuole, 1000 tutto, invece qui capiscono veramente, non è una sviolonata ma è la verità, l'importanza del regista che viene, e perciò sono attenti veramente a tutto quello che dicono. Manuela ha detto tutto, perciò da parte mia è inutile ripetere ciò che è stato detto e ciò che avete direttamente lì. Quello che voglio dire è che noi ce la mettiamo tutta sempre per dare il meglio della formazione. La nostra scuola la bellezza della nostra scuola è che non ti dà dei sogni, ma delle realtà. Sparo Roberto Carlino. Però noi non diciamo a nessuno che chi fa la nostra scuola lavorerà, no, assolutamente, devi diventare bravo. Hai l'opportunità di studiare con dei registi importanti e quello poi, sa, nella vita è fatto di incontri. Però se diventi veramente bravo, poi entri in un'agenzia e hai il fegato giusto di mantenere e continuare e chissà, Al Pacino non sapeva di essere Al Pacino. Tutto è possibile. L'importante è essere sempre seri e non, come dice, millantare mai nulla, ma essere seri su questo. La scuola dà formazione e tutto parte dalla formazione, non dalle illusioni. C'è Abel Ferrara, Ivano De Matteo, Daniele Costantini, altri registi. Sono qui per insegnare, non per illudere. Perciò quando si avvicinano alla nostra scuola delle volte capita: ma io riuscirò a lavorare, ma io riuscirò... No. Sai fare l'attore? Per fare il dentista ci vogliono 10 anni. O per fare l'attore è così? Perciò da una parte Studio Cinema vuole dare questo, la serietà, perché noi lavoriamo, i nostri insegnanti sono seri, lavoriamo con gente seria e vogliamo essere seri. E perciò la nostra scuola è una scuola seria. Ok? Grazie. Allora io sono credo 5 anni, forse anche qualcosa di più, che 8 anni che insegno, ho iniziato a Studio Cinema a Roma. Dico, io ho sempre detto che Massimiliano è riuscito a creare qualcosa di abbastanza complicato, ha messo insieme tante anime, nel senso che ha messo insieme artisti come registi e attori insieme, che ognuno di noi ha delle particolarità, come ce l'ha Abel, come ce l'ha Daniele, ce l'ho io, ce l'ha Muccino. Abbiamo tutti un modo diverso di approcciarci all'insegnamento, perché io non mi considero un insegnante, io sono un regista, sono un autore, quindi per me quando affronto i ragazzi li affronto come degli piccoli attori, no? Come io porto le mie scene, dico: ragazzi, io cerco di darvi come una grossa infarinata di quello che può essere il cinema, che sarà totalmente diverso da quello che poi mi auguro che loro incontreranno più avanti. Però per me sono degli attori, quindi come diceva Massimiliano, di non falsare la realtà. È un lavoro difficile che non ha mai fine, che ha tante strade diverse che puoi intraprendere. C'è la strada velocissima, c'è quella più tortuosa, magari quella velocissima ti porta poi davanti a un muro e ti fermi là. Quindi io quello che cerco, perlomeno per quanto riguarda il mio lavoro che faccio con i ragazzi, è un approccio reale, quindi prendo una scena e do una piccola, come dire, io dico infarinata di quello che può essere il nostro lavoro, e poi da lì in poi cerchiamo di crearla e portare a termine un piccolo film di 1 minuto, 2 minuti. Detto ciò, mi piace ricordare diciamo poi l'esperienza veneta. Poi Massimiliano ci ha fatto questa piccola trasposizione in Veneto, regione dove io mi sono trovato molto bene, avendo girato il mio ultimo film appunto in Veneto, anche grazie alla Film Commission, e devo dire che c'è una grossa professionalità. Probabilmente il cinema sarà sempre a Roma, si è tentato di portarlo a Torino, dove c'è ancora, ma probabilmente la testa starà là.
perché c'è la testa politica a Roma, ma le maestranze, le professionalità si possono creare tranquillamente in altri luoghi. Io quando ho girato a Torino ho trovato delle maestranze intese come macchinisti, elettricisti, operatori. Io girando ancora in pellicola ho trovato a Torino ragazzi che poi piano piano hanno cominciato a lavorare anche con la pellicola, quindi la stessa cosa è valsa io ho girato a Bassano del Grappa, ma però ho fatto delle sopralluoghi a Vicenza, a Padova, poi per mie scelte diciamo di sceneggiatura ho girato a Bassano e devo dire che mi sono trovato benissimo. Roma ormai è quasi impossibile girare a Roma, è molto complesso, molto complicato, probabilmente la gente si è anche stancata del cinema in qualche modo, no? E satura, mentre in realtà in altri luoghi, e per esempio io parlo del Veneto perché ho girato il film là, siamo stati accolti veramente anche con grande entusiasmo, anche i ruoli minori che possono essere comparse, che possono essere i generici, ma tutto ciò che girava intorno al film, ringrazio veramente sia la Regione Veneto che la Film Commission. Per quanto riguarda appunto la scuola di Verona è stato interessante perché poi anche là io prendo i ragazzi, a volte magari non possono fare il film mio, però posso consigliarli a qualcun altro, nel senso che l'idea di fare tanti registi e tanti attori diversi secondo me è la parte vincente della scuola. Quindi insomma io auguro a Massimiliano e a tutti i ragazzi che affrontano questo percorso difficile di riuscire magari su 1000, diceva 1 su 1000 ce la farà. Io, visto che si va a citazioni, io direi magari qualcuno di più, magari non farà l'attore, magari farà il critico, magari farà il macchinista, l'elettricista, però magari troverà qualcosa in un mondo fantastico come quello del cinema. Quindi vi ringrazio a tutti. Okay. Hello, everybody. Buonasera. It's nice to see everybody coming all the way from Rome. What can I say? I'm a film director. I'm not a teacher. Sono regista, non sono insegnante. Okay. Non insegno. So when Massimiliano asked me if I would consider teaching a class at the school, I was thinking about it. Giving master classes in directing is one thing. Quando Massimiliano mi ha chiesto di fare queste lezioni, pensavo fare un master class in regia è una cosa. But to actually teach, acting students, whatever, I accepted. I said yes, okay, not knowing what was going to happen. Però insegnare a allievi che studiano anche acting, presentazione è tutta un'altra cosa, però comunque io ho detto di sì. All right, so it's in a place that we usually, at the time, studio was at a place where we do mixing, we do the sound work on films. Al tempo studio era un posto dove facevamo il suono. And what I found was a very warm place, an attitude, a very, very cool attitude because of Massimiliano. E quello che ho trovato era un posto accogliente, caldo, proprio per Massimiliano. And where I was free to relate to the people, to the students. Ed io ero libero my son would be better, to relate to the students, come si dice? Sì, di relazionarmi con i studenti in un modo mi sentivo libero di fare. And basically find my way as a teacher. E per me di trovare la mia strada come insegnante. But what I love is to work with actors. That's why I direct. Io sono regista proprio perché amo lavorare con gli attori, amo gli attori.
And, you know, for a situation to be where I can get as much from, you know, young students. I mean, the students were young, they were old, they were professional, not professional. Io mi trovavo con i studenti che erano giovani, grandi, professionisti, non professionisti, però loro regalavano a me quanto io a loro. But after, you know, the time I spent, that week I spent teaching, it was so fulfilling for me to, just in terms of my understanding of being, you know, a foreigner in Rome. Allora, per me dava tanto come straniero a Roma questa opportunità di insegnare, a me mi ha dato tanto come straniero a Roma. You know, and for me to share my experience, basically share my experiences as a human being as well as a filmmaker and a director. E questa opportunità di condividere le mie esperienze come essere umano, anche come regista e professionista, ma soprattutto come essere umano. Non so come si. You know, 4 years after I've taught many times there, but 4 years afterwards, I met a woman on the street. And you know, she was my student for those 4 days. 4 anni dopo ho incontrato questa donna per strada che è diventata la mia studenta. Yeah. I'm trying to find the non-sexist word we have in Italian. Well, you can't because the language is built that way. And I asked how her acting career is. Ho chiesto a lei come va con la tua carriera da attrice. And she said to me, I wasn't an actress. I took the course. Okay? To meet you. Non ero un'attrice, ho fatto questo corso per incontrare te. And she thanked me for what she learned in that class was how to speak in front of groups of people. E mi ha ringraziato perché in quella classe ha imparato da me di parlare davanti a gruppi di persone. So she thanked me for the courage and the confidence that she got in these 4 days to speak when she wanted to in a group that she didn't Allora have. mi ha ringraziato per il coraggio di parlare. E dopo 4 giorni di corso ha imparato di parlare davanti agli altri. You know, this is a beautiful thing for me, and this is the reason why I do it. And again, Questa è una cosa bella per me e è per questo che lo faccio. again, to be in an environment that Massimiliano's created, and we did it again in Verona, that gives, you know, it's not regimented. Di trovarmi in un ambiente che non regimentato, che è libero. That is free in a way that I could feel I could give of myself to the group. Che è libero in un modo che io posso dare di me stessa al gruppo. And in the end, I get so much more out of the experience. I love to teach, really. E alla fine io guadagno molto di più da questa esperienza, secondo me, che i miei allievi. Loro regalano a me una cosa
più grande. So thank you for the opportunity. No, soltanto volevo ringraziare Abel per quello che ha detto, perché è vero, non lo faccio, perlomeno sentendo quello che ha detto Abel, noi lo facciamo veramente per l'amore che abbiamo per il nostro lavoro e probabilmente, anzi per quanto mi riguarda, danno più loro a noi, danno più i ragazzi a noi, ok? Che noi a loro. Probabilmente noi quello che vorremmo dare non riusciamo a darlo, perché è quasi impossibile raccontare, insegnare come si recita, insegnare come si dirige, ma la passione che danno loro a noi è veramente grande, perché io non credo che lo facciamo, e questo l'ha detto Abel, e mi dispiace perché è vero. Io quando faccio un film sto talmente dentro, vengo pagato, anche qui vengo pagato, ma non è per i soldi, perché veramente tu lo fai veramente per passione e per amore. Quello che mi danno loro, sia ragazzino come laggiù, c'è un ragazzo di 18 anni che quando insegnavo, lui non parlava, stava a un angolo e non parlava. A un certo punto ho detto: senti, tuo padre paga sta scuola e paga pure tanto, adesso ti alzi e mi fai vedere che cosa fai. E lui è stato veramente bravo, quindi c'è chi lo fa per amore, chi lo fa, e anche donne di 50 anni. Ecco, questo ragazzo della scuola di Verona, veramente bravo, veramente l'ho visto. Questo ragazzo, lo dico perché l'ho conosciuto là, quindi l'ho rivisto qua, veramente stava a un angolo, ho detto, e le mie parole sono state: a me non mi frega un cazzo che stai fermo là, perché tuo padre paga, cioè 18 anni, e paga anche tanto, adesso ti alzi e mi fai vedere che cosa fai, perché lui sbadigliava, stava là dietro, e a un certo punto lui si è alzato e mi ha dimostrato quello che sapeva fare. Quindi io, se un giorno dovessi servirmi qualche ragazzo con queste tipologie, tutto quanto, lo consiglio, non che lo raccomando, ma lo segnalo, perché dico: è un ragazzo che può darvi qualcosa, e quindi te lo dico veramente di cuore. Detto ciò, non volevo rubare la parola a Daniele, quindi ti ringrazio per questa cosa, perché veramente io lo faccio, è un lavoro che faccio per amore, ok? Ogni giorno mi riempie tanto e loro sono quelli che mi danno. Grazie. Allora, ho fatto venire la testimonianza, facciamo dire una parola alla testimonianza. Allora, premessa, io ho 18 anni, sono entrato... Non ha pagato tantissimo. Non ho pagato tantissimo. E sono entrato... Sono entrato in accademia a 15 anni e quello che ho sentito è stato, come ha detto Abel, un ambiente caldo. Mi hanno accolto un sacco bene e è vero, nel senso che il gruppo in sé ti regala tanto, e i registi e gli attori che vengono ad insegnare, anche soltanto in 16 ore di lezione, ti danno, credo, tanto di quell'amore e di ti traspare proprio un'energia che ti arriva e ti fa proprio capire di quanto sia bello questo lavoro e quanto sia bello credere e provare ad inseguire il proprio sogno, ecco. Allora devo aggiungere una cosa prima di passare il microfono a Daniele Costantini e salutarci, perché io lo faccio, giustamente si fa perché l'ho fatto, perché io volevo fare l'attore. Io a 28 anni sono un ragazzo cresciuto in periferia, in borgata, a Torpignattara, volevo fare l'attore, 28 anni. Però andavo a teatro, ma a me il teatro non mi piaceva, volevo fare il cinema, ma non conoscevo nessuno che faceva cinema, perciò andavo avanti, e a un certo punto sono anche riuscito a fare delle cose, ho detto: io voglio costruire una scuola come la vorrebbe un attore, cioè come la vorrei io, cioè voglio studiare con Michele Placido, prima io volevo fare Romanzo Criminale, per dire, voglio studiare con il regista, io voglio farmi conoscere e studiare direttamente già con chi fa il cinema. Io non voglio andare a scuola da chi il cinema se lo immagina e apre questo corsetto, mette una telecamera, fa corso di cinematografia, di cosa? Hai mai fatto un film? No, allora che vuoi insegnare? Allora, io perché ho fatto studio cinema, perché ho creato studio cinema? Perché studio cinema era il sogno di un ragazzo che voleva fare un attore, che voleva fare l'attore, e oggi ha creato qualcosa che spero che dia agli attori la chance di far notare il proprio talento e
e fare questo mestiere bellissimo. Grazie. Buonasera. Dunque, conosco Massimiliano da tanti anni e quello che posso raccontare è che conosco questa scuola da quando è nata ed è molto interessante perché mi ricordo tutte le sedi, no? Una piccola sede, poi una un po' più grande, una ancora un po' più grande, una ancora un po' più grande. L'ho vista crescere e nello stesso tempo migliorare l'attrezzatura tecnica, no? Mezzi tecnici sempre più professionali, sempre più sofisticati. Però lui naturalmente è migliorato come competenza, però non è cambiato, che per me è una qualità importante, cioè non è diventato intanto non si dà le arie, intanto perché ha ottenuto... Si è imborghesito. No, io sono super borghese, quindi... Giravamo, diciamo, un borghese è un borgataro, non andava nel tempo, un borghese ci siamo allineati. E si è un po' avvicinato, sì. È bellissimo quel titolo. E quindi insomma la storia di Studio Cinema è una storia, perché poi è partita inizialmente in una zona estrema di Roma, no? Ci sono state alcune sedi di Studio Cinema che sono romanzesche, insomma, se me ne ricordo. Ti ricordi quella con gli archi? Sì, Quella con gli archi, quella con gli archi, insomma, poi le ho viste tutte. Adesso da qualche anno ha una bellissima sede, tecnicamente, insomma, sembra proprio Hollywood da Torpignatara, insomma, ecco, quindi no, scherzo. Comunque, ecco, questa è una storia bella e lui è stato bravissimo. Per quanto riguarda il mio approccio con la scuola, il lavoro, anche era così sin dall'inizio, cioè Massimiliano voleva che si insegnasse o comunque che si facessero fare a dei ragazzi l'esperienza di un rapporto tra un regista, un ragazzo anche totalmente privo di esperienza e la macchina da presa, insomma, ecco. Quindi il fatto di aver messo insieme dei registi e a volte anche degli attori con formazione, idee completamente diverse, alla fine è stata una cosa importante, perché ogni volta è come fare un'esperienza, non è diciamo quella didattica. Io stesso sono stato allievo di una scuola tanti anni fa dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, no? E aveva però un altro tipo di struttura, insomma, ecco, era proprio una scuola classica. Invece questa scuola così basata su un rapporto di esperienza emotiva e tecnica contemporaneamente è stata una cosa molto importante, insomma, molto interessante. E concordo che è interessante anche per noi, cioè per me è quasi è impossibile annoiarmi. Io ricordo certi attori o certi docenti dell'Accademia d'Arte Drammatica che ce n'erano alcuni straordinari, perché c'era Orazio Costa, Luca Ronconi, ma ce n'erano altri che ci davano delle cose da fare e si vedeva benissimo che si annoiavano e che non vedevano l'ora che finissero le 2 ore o 4 ore a secondo il tipo di orario che avevano. Nel nostro caso è molto diverso, è difficile. Intanto c'è la macchina da presa, c'è un operatore, cioè ci sono delle persone che si aspettano qualcosa da te, no? Quindi dei ragazzi che vogliono sapere e soprattutto vogliono avere l'opportunità di fare questo lavoro, no? Anche in quel momento comunque di avere un approccio con il lavoro della recitazione e quindi è impossibile rilassarsi, sì,
non puoi metterti lì a raccontare degli aneddoti, no? Devi lavorare, insomma, no? E quindi, insomma, questa formula funziona benissimo e spero che continui a funzionare. E comunque da Roma, come le campagne di Giulio Cesare, si è spostato Firenze, Verona, adesso vedremo. Grazie. Grazie. Allora, io volevo ringraziarvi tutti, ringraziare, il nostro tempo è terminato, ringraziare la Film Commission nella persona Grazie, Film Commission. del dottor Chessa, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti, è sempre un piacere per noi, vi ringrazio molto, grazie a tutti. Grazie a tutti di averci ascoltato. Grazie, Film Commission.